Assessore, oggi cambia un po' la modifica per utilizzare i fondi FAMI e il Comune di Monfalcone, nel Comune di Monfalcone, un'azienda importantissima, progetti per la possibilità di formazione sul lavoro. Sì, oggi abbiamo preso un'ulteriore svolta rispetto al passato per quanto riguarda i progetti sull'immigrazione. Abbiamo utilizzato un bando FAMI, che è un bando nazionale del Ministero dell'Interno, un bando che mette dei fondi a disposizione, appunto, che in passato erano stati utilizzati per l'accoglienza cosiddetta diffusa e quindi per dare varie occupazioni ai richiedenti asilo. Oggi li utilizziamo per un progetto innovativo. In particolar modo andremo a concentrarci sul Comune di Monfalcone, dove con la presenza dei cantieri c'è un alto numero di dipendenti stranieri, e utilizzeremo questo fondo per fare dei corsi sulla sicurezza sul lavoro. La prospettiva però è ancora un'altra, è quella di poter unire a questi fondi altri fondi regionali in modo da non avere nessun vincolo per quanto riguarda la presenza di stranieri. Questo vorrà dire che utilizzeremo dei bandi riservati agli immigrati per poter anche fare prevenzione e sicurezza sul lavoro per i dipendenti italiani presenti nello stabilimento. In questo progetto abbiamo inserito dentro le 4 prefetture, i CPI, l'ufficio scolastico regionale e il Comune di Monfalcone, appunto, e l'obiettivo è quello, in un colpo solo, di togliere fondi all'accoglienza diffusa e destinarli invece a progetti che salvaguardino indistintamente, a prescindere dalla nazionalità, i lavoratori da possibili incidenti sul posto di lavoro.